delle enormi perdite, tali individui provano un grande senso di sollievo per non essere più in grado di farla franca. La vera natura di ciò che procura loro molta agonia, dolore e sofferenza è ora venuta allo scoperto e loro sono visti come sono in realtà. A tale proposito ricordiamo Stephen Milligan, un parlamentario inglese, alcuni anni fa, che fu trovato morto, impiccato come conseguenza della sua sofferenza per asfissia autoerotica. La sua morte creò scalpore in molti ambienti, tra cui quelli dei giornalisti, poiché Milligan è stato uno di loro, un giornalista di successo, del primo piano e rispettato. Oppure possiamo menzionare Sir Alan Green, a tempo direttore della Procura Generale, che fu arrestato per presunta sollecitazione di prostituta in una zona ben nota per la prostituzione. Green fu in seguito dichiarato colpevole e i media risposero in maniera tutt'altro che comprensiva, causando umiliazione, vergogna e la totale distruzione della sua vita e della sua carriera. Anche la sua moglie si suicidò anche con questo risultato del peso. Come possiamo notare, la popolazione oggetto della psicologia forense non conosce confini sociali, toccando lo strato più alto ma anche il quadro più basso della società. Le loro vite interiori sono capovolte. Yes, we have a few examples that quite clearly give this understanding. For example, the case of Milligan, and sorry, on the region who has been found hanging after an episode of autoeroticism that went wrong. That was discovered, and that shocked many, and then because of the shame he ended up killing himself, and his wife did the same. Or the case of Alan Green, Sir Alan Green, Director of Public General Prosecutions, who was curb crawling in the area of prostitution. So he was later charged with offence, and the response was met with humiliation by the media attention. This led to a lot of destruction in personal life as well. Alcuni individui conducono queste attività contro la società e contro se stessi in maniera tale che è ovvio che inconsciamente provano un senso di colpa e vogliono essere scoperti per porre fine ad una vita piena di bugie e inganni. Un 40 di classe mista si sottopose volontariamente a trattamento perché era stufo dell'immagine che si sentiva costretto a fare di sé al fine di ottenere l'approvazione del suo gruppo di pari. Aveva passato la maggior parte dell'adolescenza e della vita adulta entrando e uscendo dalla prigione per reati minori. Era noto per la sua ripetute attività criminali che erano a servizio della valorizzazione del suo falso sé e che lo portavano a dare ottime prestazioni. Per esempio, una volta fu catturato all'aeroporto del Gatwick quando, dopo aver indossato per settimana una uniforme approvata, al che aveva impersonato facilmente un capitano, fu fermato perché l'uniforme apparteneva ad un ufficiale di grado molto alto, elevato di quello che lui era, dell'età che lui era. In un'altra occasione, dopo aver visto una Rolls Royce di epoca dell'officina di un meccanico, telefonò all'officina, chiese di parlare con il responsabile e con accento sofisticato gli disse che aveva mandato il proprio autista del giro di poche ore a ritirare l'auto in questione. Dopodiché impersonò il ruolo dell'autista, si prese il berretto e con il migliore accento andò a prendere la Rolls Royce e cominciò a guidare con grande entusiasmo e serenità. Quindi, come riuscì a farsi prendere? Ebbene, mescolato con il suo perfezionismo, era un bambino che desiderava moltissimo esibire la propria auto alle persone che conosceva. E quindi cominciò a farla spirare nella strada principale del suo quartiere. Non passò molto tempo prima che la polizia accorse e lo riconobbe come uno del suo regolare landrucco.
One very short. It's an example of a 34-year-old man who referred himself to treatment because he was fed up with the image he was forced to produce and to get approval from his peer group. And he had spent most of his adolescence and adult life in prison for delinquency. And this, in his view, repeated pattern of criminal activities created a sense of false self, which involved excellent performances on his part. He gave a few examples. One of them was going to Gatwick Airport and dressed in a uniform, stolen uniform, and posing as a captain, but he was stopped because in this uniform he didn't look like a captain. And then the other one was rigging up a vintage Rolls-Royce car garage and assuming a very posh accent and pretending to be the owner of the car and saying he was sending off the chauffeur. And then coming back as a chauffeur with a Cockney accent and driving away with the Rolls-Royce. Yes, I think that's where I started. Ok, sono presenti in questo caso una falsa rappresentazione del sé accompagnata da una bassa autostima, una ridotta capacità di pensare e impulsività. Tutte queste caratteristiche indicano un arresto dello sviluppo emotivo del tipo infantile. I nostri pazienti a cui vengono talvolta diagnosticati disturbi della personalità potrebbero rispondere a diversi approcci terapeutici in diverse fasi della loro vita in cui il comportamento antisociale e criminale potrebbe rappresentare bisogni diversi. Abbiamo bisogno non solo di modificare i termini di comprensione di tale processo, ma deve essere rivisto anche il nostro approccio terapeutico. In realtà i pazienti affetti da disturbo della personalità non rispondono sempre alla psicoterapia, anzi solo alcuni di loro lo fanno. I pazienti devono essere diagnosticati in maniera adeguata. Il loro trattamento in tutti i setting deve essere seguito solo da psicoterapeuti esperti e qualificati per i quali la supervisione è essenziale perché funzioni in maniera efficace. Mi riferisco che l'approccio terapeutico che richiede una gestione corretta, una diagnosi accurata e l'appartenenza ad un team di lavoro multidisciplinari in cui è essenziale un buon livello di comunicazione tra tutte le persone coinvolte. Il tribunale mi assegna una donna sui 30 anni a causa del suo pescheggio. La prima volta che la vidi sembrava eccessivamente irritata della natura del suo reato. Era stata scoperta in una piccola drogheria mentre rubava cibo e caramelle per poco valere sterline. Più avanti emerse che la ragione per cui si sentiva tanto male era perché il furto è stato così misero e insignificante. Era accaduto dopo 11 anni di comportamento impeccabile e solo dopo era nata la sua unica figlia. Il reato attuale era così diverso dal suo comportamento precedente, eccentrico ed offensivo, che gli causava grande vergogna e imbarazzo. Questa volta era tanto piccolo. Dopo tutti questi anni, durante i quali aveva resistito ad ogni tentazione, che cosa aveva causato la ricaduta in quel modo particolare? Era ricorsa di nuovo ad un reato, ma questa volta aveva agito in maniera così maldestra, qualcosa che si era sempre ripromessa di non far male. All'inizio tutte queste dichiarazioni in maniera letterale. Ripensandoci però, capì che il teatro è stato concepito in modo meticoloso, anche se a livello inconscio. Se fosse ricaduta nel suo solito stile, sarebbe stata mandata automaticamente in prigione, era stata prima anche, senza avere il diritto di potersi avvalere dell'aiuto di un professionista psichiatrico. Invece, completando il teatro in qualche maniera maldestra e praticamente senza profitto, la donna sembrava esibire un cambiamento della sua vita interiore. De carrierista, penso che è molto importante fare la differenziazione. De carrierista, per esempio, a qualcuno che mostra semplicemente un sintomo, quando lo fa in una forma molto senza pensarlo. Poi questa donna di 105 anni, quando si sentiva che
terapie vi fosse veramente e stava provando un'incipiente consapevolezza di un senso di futilità. Cominciava a vedersi come una patetica e disperata donna di mezza età invece della età che era stata portata a credere di essere. Era stata allevata da una madre immatura e inadeguata che si desiderava fortemente che la figlia rispettasse quello che a lei sarebbe piaciuto essere. I'll do a very brief summary because I think we're running very late. And it is about the ability to understand the connection between self-esteem and impaired capacity of thinking process and impulsion of acts. Sometimes it's important to remember the diagnosis of personality disorder and to be very thorough in diagnosing. And the connection between antisocial behavior, criminal behavior, and the way it presents. She made an example, which is the example of a 30-year-old woman who has all her life been with emotional stable personality disorder, I'm assuming, and she was for 11 years committing being impeccable in her behavior, but at some point she was caught in a corner shop stealing food and sweets for only a few pounds. And the question here is what made this behavior so uncharacteristically happen, and therefore she would have not normally been accessing any defense from psychiatrists because the behavior would have been deemed pathological, but because of the sudden change in behavior, there may be something that is going on that needs to investigate, and she needs an investigation of psychological problems as well. La donna fu sottoposta a terapia e fu altamente gratificante per essere parte degli enormi cambiamenti psicologici da lei trovati nel corso di molti anni. La donna terminò il trattamento solo quando sentì di aver raggiunto il proprio potenziale e sviluppando i suoi molti talenti e intelligenza da cui era dotata che erano stati precedentemente trascurati. A mio parere, la psicoterapia forense è la sottospecialità provvista degli strumenti adatti ad affrontare la studente sfide terapeutiche. A fine di valutare accuratamente l'identità del trattamento psicoterapeutico di questi pazienti, dobbiamo modificare i termini e i concetti utilizzati per valutare i pazienti neurotici. Per esempio, quando viene commesso un atto criminale in modo maldestro, la persona è particolarmente suscettibile ad essere scoperta. L'azione criminale è diventata equivalente a un sintomo neurotico. Può anche darsi che l'offendere esprima il timore della pena detentiva e che può denotare nel suo proprio termine una motivazione del trattamento. Il paziente è ora pronto a riconoscere la sua psicopatologia e ciò deve indicare una capacità incipiente di intuizione. Da questo punto di vista terapeutico non è un peccato che un paziente debba affrontare un processo legale. La sfortuna è che quando è pronto al trattamento il paziente deve affrontare una pena. È probabile anche che il paziente possa acquisire per la prima volta un reato sul proprio certificato penale mentre è sottoposto a trattamento e si trova in lista di stessa. Questo è molto interessante perché la persona che ha fatto tutti questi atti illegali per tanti anni, subito, in questo momento che lei comincia a farlo mal fatto, e dopo anche per la prima volta soffre di un'ansietà enorme, no? Sottoposto al trattamento, la ironia della sorte è che l'efficacia stessa del nostro trattamento può produrre questo risultato. Pertanto, in un certo senso, si può affermare che la psicoterapia causi un livello più elevato di criminalità ufficiale e statistica. Non so se è chiaro. Poi quando cominciano la terapia sono più conscienti di quello che stanno facendo male. E in questo momento, per la prima volta, è possibile che siano detenuti. Non so se è chiaro. Sì? Ok. Il paziente forense è incapace di pensare, questo che aveva detto, pensare prima che si verifica l'azione degli altri, poiché mentalmente non è attrezzato per effettuare il necessario collegamento. Il suo processo di pensiero non è funzionante nella sua specifica area di perversità, che è spesso incapsulata rispetto al resto della sua personalità.
Farlo pensare e riflettere è quindi il compito della terapia. Ma a volte la tendenza del paziente a perpetrare attacchi sadici sulla propria capacità del pensiero e delle riflessioni viene proiettata e diretta contro la capacità di pensare e riflettere del terapeuta. A questo punto il terapeuta si sente confuso, stordito e incapace di formulare un'interpretazione utile. This woman was eventually taken into therapy, and it was the treatment was completed only after she thought she had achieved her own potential in developing a many talents and a gifted intelligence, which had been previously neglected. So, in Stella's view, forensic psychotherapy is the appropriate subspecialty that is equipped for making therapeutic challenges, and actually, the treatability for psychotherapy in these patients needs to be modified and concepts are used in assessing neurotic patients. Now, when the criminal action is committed clumsily, the person is especially susceptible to detection. In criminal action, this has been the equivalent of a neurotic symptom. The offender sometimes can also be wary of expressing fear about sort of sentence, which could also be a motivation for treatment. So there are lots of issues about treatment and therapeutic standpoints, and sometimes also the criminal record being acquired in a way whilst you're on the waiting list because of the investigation that occurs when the crime is being investigated. So in that respect, psychotherapy may even lead to an increase of prosecution, statistically at least. The forensic patient in itself is unable to think clearly because of the action. Because he's not mentally equipped to understand the necessary link between his thinking, emotions, and the action. So to make him think and reflect must be the role of therapy. And sometimes, however, the patient tends to make sadistic attacks against the therapist, and they sabotage the therapy success. And in this case, the therapist may feel to be confused about it, but numbled and unable to make any useful interpretation. So, yeah. Vorrei concludere il mio intervento con una nota di speranza fornita da uno dei miei gruppi terapeutici con una paziente che non solo ha fatto passi del gigante, ma ha anche lasciato un'eredità enorme in termini di fiducia e speranza agli altri membri del gruppo. Anche i pazienti che entrarono a far parte in seguito di quel gruppo poterono beneficiare della narrazione che altri pazienti offrirono delle scoperte dolorosamente conquistate di questa donna. Una paziente si rivolse a me a causa del suo taccheggio compulsivo. Era una persona intelligente che, nonostante la sua profonda motivazione di cambiamento interno, era incapace di comprendere il suo comportamento autodistruttivo. Alla fine cominciò a capire i legami inconsci esistenti tra il suo taccheggio e la rabbia e il desiderio di vendetta provato nei confronti del suo compagno, che a sua volta rappresentavano per lei un nervo che era assente e menefreghista. Il suo atto criminale avveniva solitamente dopo aver litigato con il proprio compagno, a causa della sua incapacità di tollerare il senso di frustrazione. Alla fine la paziente riuscì, attraverso il transfer, a esprimere la propria rabbia contro di me durante il trattamento di terapia di gruppo. Un giorno si presentò e raccontò agli altri membri del gruppo come era stata capace di resistere alla tentazione di rubare un bellissimo capo di abbigliamento in circostanze più favorevoli. Prima aveva detto a se stessa: voglio questa giacca più di ogni cosa nel mondo. Sembra proprio la giacca della dottoressa Guerdo. Più subito dopo, si era ritratta dalla voglia di rubare pensando all'attacco di invidia che ciò avrebbe rappresentato e come sarebbe stato in seguito considerato dal gruppo. Continuò: so che quello che voglio di più nella mia vita è la serenità e mai la raggiungerò con questo frutto. Anzi, è probabile che accadrebbe l'opposto. Dopo proverei molta vergogna e disgusto nei miei confronti. La donna quindi è stata in grado di interporre questo pensiero prima di agire.
utilizzando la intuizione della poco appresa e il gruppo come un dio ausiliario che le aveva impedito questa volta di compiere l'atto. In un certo senso era come se nel divulgare le proprie tentazioni consentiva a se stessa di essere scoperta dal gruppo piuttosto che cedere a questi impulsi. In termini di transfer, riconobbe anche di non poter rubare gli oggetti belli e buoni che perdevano la pelle aperta, simboleggiati dalla llaga. La terapia le consentì di condividere questa buona cosa e di articolare i suoi desideri aggressivi. Dopo aver lasciato il gruppo alla fine della terapia, il senso di speranza da lei creato rimase vivo per lungo tempo. I membri di quel gruppo continuano tuttora a dire che quando siano stati profondamente colpiti dalla sua esperienza e quanto aiuto abbiano ricevuto la capacità di apprendimento della donna. La psicoterapia forense è un grado di offrire alcuni spunti importanti sull'inconscio della mente criminale con la speranza di poter rafforzare e consolidare i legami con la legge e i suoi praticanti, particolarmente con quelli coinvolti con la giustizia penale. Mi auguro che la nostra efficace cooperazione possa portare a nuove istituzioni più umane e consapevoli e compassionevoli, prevenendo in questo modo ulteriori reati e contribuendo a creare risorse psicologiche e pratiche adeguate per chi viola la legge. Grazie. I would like to conclude my talk about giving an example about a woman who gave a lot of hope to our psychotherapeutic group. She was a compulsive shoplifter who normally would commit shoplifting after a row, an argument with a boyfriend. This self-destructive behavior was in a way compulsive and she could not break it. However, thanks to therapy and to group therapy in particular, she was able to acknowledge these links and began to think about the action. And in fact, at one point she made an example of this woman coming to the group with having seen a coat, which was looking very similar. Yes, a coat? A jacket, yes. Very similar to Estella's coat, and she was feeling compulsed to steal it, but she managed to stop it by thinking about what she was doing and thinking this may have been an envy attack towards Estella, and so she stopped herself by doing it and understanding that she would have actually ended up in more trouble than before. And this was shared in the group, and the group acquired a lot of knowledge from it. So that was just an example to say how forensic psychotherapy can help understanding what the needs are and be helpful to and contribute to the unconscious mechanism of the criminal mind. Grazie. Dottoressa, le volevo chiedere, lei mi ha parlato tra i tantissimi spunti di riflessione che ci ha dato, della situazione in cui il processo di pensiero non sia funzionante in una specifica area di perversità, un'area che potrebbe essere addirittura completamente incapsulata in una più vasta area assolutamente estranea l'una con l'altra. Io ricordo che un grandissimo intellettuale italiano di 15 anni fa, Ennio Flaiano, diceva: io mi capita sempre più spesso di avere pensieri che non condivido. Questo è un problema che, quello di cui parliamo oggi, è un problema patologico, però il problema che affrontava Flaiano è un problema più universale. Spesso ci troviamo a fronteggiare situazioni dove c'è qualche parte di noi in antagonismo con un'altra. È chiaro che qui il problema che si fa stimolante, si fa interessante e può anche capire. Noi possediamo i nostri pensieri o i nostri pensieri possiedono noi. C'è cosa c'è, che rapporto abbiamo con i nostri pensieri? Quando pensiamo, io penso che un po' lo che vediamo delle due parti possiamo accettare che sono due parti del nostro molto conflittive tante volte, ma alcune persone non hanno questo, neanche la capacità di riflettere o pensare, e questo che è molto sorpresa, che le persone possono cominciare a mettere insieme, no, dopo del pensiero, dopo del desiderio di fare questa cosa e di farla, mettere nel pensiero, e questo non mi sto.
no? È il pensiero di che cosa dopo sarà, non di chi andrà, ma devono riflettere di che cosa nel futuro. E questo è questo si fa la cessazione dell'arte. Lei parlava della cultura del biasimo, una cultura di autobiasimo preventivo, capire in anticipo, fermarsi, quello che diceva il professore da Faraci. Sì, ma fermarsi, sì, ripeto, lo stesso che per loro è molto difficile, perché sono molte le cose, sono tutto il tempo all'azione, pronto a fare l'azione, no, riflettere per niente, no? Perché sennò c'è un senso di soffrimento, di soffrire in questo momento. Loro non sono capaci di interpretare questo pensamento, e questo è il lavoro della terapia, di fare pensare cosa inconscia. Ok, nel caso che lei ha parlato della persona è questa che pensa e che non lo dice, almeno lei è proprietario del suo pensamento. Per esempio, io lavorando con pazienti che fanno tutte le persone sessuali immaginabili, sono tante persone anche che lo pensano, anche la fantasia, ma questo non è tutto possiamo fare fantasia di questo tipo, ma la persona che lo fa, che attisce alla fantasia, si sommette alla fantasia, questa è la persona dopo che diventa criminale. Ma non tutti possiamo fare il pensamento, no? Il pensamento non fa niente. Il tasso di criminalità interno sarebbe infinito. Esatto, è molto più. Vi è qualcuno che vuole fare un intervento e chiedere qualcosa approfittando di questa preziosa presenza, dottoressa? Sì, giustamente, prego. Just for the English-speaking benefits, the question was, the intentional crime could be encapsulated, as you said earlier, and how can we separate the two? And I have thoughts that I don't agree with, for example, that was made. So do we actually possess our thoughts, or our thoughts possess us? Well, the answer is, after having the thoughts, you would have to ask yourself and reflect what will happen next. This is the thinking about the behavior, and the consequence will stop the behavior. The second question was, perhaps the self-blame culture could lead us to stop the behavior, but that would be very difficult. Making this link is very difficult, and that's the role of therapy, not of fantasies leads to action. Io penso che per esempio c'è una differenza tra un desiderio che per esempio io mi sempre come cosa circolare, prima l'azione che si immagina, la fantasia. Dopo lui o lei, per esempio ho scritto delle donne che fanno molto danno ai bambini, che nessuno ha parlato prima di quello, e che anche adesso penso che è molto difficile pensare di una donna che è mamma e che fa male al bambino. È molto difficile per loro di parlare di questo. Perché va l'azione va perché non puoi parlare con nessuno, questo è il problema. Loro non hanno una voce perché non hanno un'ascolta anche. E io penso che se noi abbiamo più, come ho detto, sì, siamo tutti, no? Perché siamo questi due lati estremamente opposti. Si sappiamo che alguna vez sentiamo mamma, un giuramento da noi stessi di non fare mai questo che la nostra mamma ha fatto. Ma non ho sentito la voce della mia mamma parlando nello stesso modo al mio figlio, per esempio, no? Questo è un caso molto minimo, ma è un caso che tutti è molto facile di intendere. Per esempio, perché è tanto difficile comprendere quando è una cosa domestica, di bellezza domestica, che l'uomo picca qualcosa alla donna, l'uomo ha il potere fuori, la donna ha il potere domestico, lui va via, lei da sola con i bimbi. Chi è la persona più regola da lei stessa? I bimbi.
E che cosa? Hai un'identificazione con il perpetratore e pare vivo, no? Non è tanto facile comprendere questa escalation, no? Non è tanto difficile. È difficile per il nostro pregiudizio. Per il nostro pregiudizio perché non possiamo accettare questa idea. Ma sì, la persona, per esempio, c'è un gruppo, c'è una riunione in cui può parlare di queste cose con altre donne, sarebbe un'altra cosa con le donne, con gli uomini anche, ma molto, molto difficile nella nostra società che è sempre si una donna, oh che buono, altro, impensabile, infatti impensabile, non è tanto impensabile, se io pensavo, io credo che con questi passetti io credo che c'è una specie di pigra intellettuale. Pigra si dice? Pigrizia intellettuale. Non possiamo pensare che cosa sono possibili fuori. Veramente. To make an example of an extreme example, when a mother may kill the children as an act of extreme revenge, having difficulties with the partner and the children, in a way, this act, this behavior is the discourse, the criminal discourse that the woman was not able to perform with words because she may not be able to even hear and listen to the problems or have somebody who she can talk to, and the behavior becomes expression of the translation of the rage into behavior. Ringraziando i relatori, facciamo un breve break, breve perché rispetto al programma è con un po' di ritardo, e poi riprenderemo col gruppo di dialogo condotto dalla dottoressa Reina. Grazie del vostro ascolto, ci vediamo tra brevissimo. Grazie.